come si fa a tenere in piedi una struttura del genere? Lavorando. Lavorando. Solo lavorando? Lavorando con tanti senza sacrifici. aiutini, senza... no? No. Lavorando, e chiaramente ci sono le persone che mi danno una mano. Ha tutto mobilitato, insomma, tutti i cerimoni si fanno qui. Sì. Io ho la cucina qua. Ah, quindi fa tutto qua. Sì, che di solito in questi palazzi antichi, cosa eccetera, poi viene il catering. Ma questo è un palazzo antico? No, questo l'ho costruito io, da sana quindi... pianta. No, da zero, da sotto zero. Qui c'era solo il terreno, Terreno non c'era manco la strada, perciò sotto zero. Niente. E poi hai immaginato questa cosa un po' emulando il boss delle cerimonie. No, poi il boss delle cerimonie l'ho conosciuto dopo 20 anni. Allora io faccio matrimonio da sempre. Giù avevo 3 sale, una su stile barocco veneziano. Poi negli anni 90 vedevo tante ragazze, tante spose che cercavano come location, cercavano questi castelli antichi. E quindi l'ha costruito così? Sì. Ma chi gliel'ha progettato? Solo l'ha progettato? No, l'idea mia, poi l'ha progettato il mio ingegnere, poi sono stati architetti. Poi ha cominciato a mettere insieme tutte le varie, queste statue, tutte cose che lei ha scelto. Sì, che sono tutte attinenti al matrimonio, anche dentro, poi faccio vedere. Ma si paga molto qui per un... No. Allora questa è una zona, diciamo, secondo me è una delle zone più povere d'Italia. Parto da 70 euro a salire. Ah, quindi questa zona è povera. E senta, cosa ha pensato quando è finito dentro l'inchiesta? Ma che mi sta succedendo? No? Per me è stato veramente, sono caduto in un vortice, senza, chiaramente non avevo fatto niente. E un mattino dormiva, bussano, carabinieri. Io ho pensato subito, dico, qualcosa a Castello, questa è stata la mia... Ah sì, questo ha pensato subito? Sì, l'ho detto ai carabinieri, ho detto, è successo qualcosa a Castello. E mi hanno dato la sorpresa. E invece gli hanno consegnato l'ordinanza? Sì, poi chiaramente ho chiamato subito l'avvocato e l'avvocato come ha letto, che poi tra virgolette l'avvocato non mi potevano trovare perché io sono stato inserito l'ultima settimana ed ero fuori in ordine alfabetico. Ma qualcuno ha detto che lei faceva un po', ospitava qualcuno, faceva pagare i matrimoni, questa è stata la storia. Poi è venuto l'avvocato e immediatamente dopo 5 minuti l'ha detto quella sera stessa davanti ai carabinieri. Da vittima ti voglio far passare carnefice. L'ha detto dopo 5 minuti che ha letto le carte. Senta, che cosa ha provato quando è entrato dentro la macchina dei carabinieri per andare nella caserma? Chiaramente da quel momento per me c'è stata una confusione enorme, perché è una cosa inaspettata. Io non ha mai avuto problemi? Mai, io ho avuto il porto d'armi da quando avevo 18 anni e un giorno. Sono stato insignito pure cavaliere della Repubblica. E quindi è andato lì in questa macchina, che sta succedendo qua? È terribile, nessuno mi dice niente. No, mi hanno detto chiaramente a casa di cose erano imputate, così eccetera. Lei che è abituato, lei è uno spirito libero, no? Ha sempre immaginato cose in grande, ha sempre cercato di caratterizzarsi per cose oltre, sopra le righe. Quando si è visto chiuso in cella, quando hanno chiuso la cella. Dico, ma che sta succedendo? Perché uno quando commette qualcosa, pure una virgola, l'ha commessa e lo sa, ma uno quando non commette niente è la cosa più brutta che può capitare a uno. Ti fanno 50.000 domande, chissà ho sbagliato e non mi ricordo, cosa eccetera, è una cosa non bruttissima. Non ricordi di aver sbagliato, no? Dici, ma io anche se l'avvocato me l'aveva detto, però io ho cercato di ricordare, dico, chissà pure 10 anni fa a quella discoteca ho commesso qualche errore, poi ho domandato all'avvocato, dico, avvocato, adesso poi dopo 2 giorni mi dovete dire subito una cosa, che non ci ho capito niente io, cosa ho commesso perché non... Che dici giustamente, non di aver commesso niente. Cioè... E l'avvocato secondo me mi ha risposto giusto e mi ha detto così, mi ha detto l'avvocato, ha detto un errore l'hai commesso, e qual è? Ha detto secondo me hai costruito un castello in Calabria, perché se in un'altra regione... Addirittura? Sì. No, addirittura, se dovevi farlo lo farei. Lo rifarebbe questa cosa? Al 100% perché la Calabria mi ha dato tutto, la Calabria. Però purtroppo anche ho fatto un'altra costruzione. Lei parla di invidia forse?
non lo so se è invidia, uno quando costruisce una cosa grossa, ma è giusto che uno viene a controllare. Però lei, voglio dire, qualcuno di questi di questa gente, questi criminali li ha conosciuti in tanti anni qua Sì, dentro. che hanno fatto dei matrimoni, cose eccetera, e là ci mancherebbe, e io come facevo a non fare i matrimoni, come fanno tutti quanti, come fanno tutti i commercianti della Calabria, non è che sono il primo o l'ultimo. Quindi lei dice io non ho fatto nulla, No, ho sempre svolto il mio lavoro. normale, io non ho avuto mai a che fare, a prescindere dai matrimoni che sono venuti qua, sempre lontano da certe cose, l'ho sempre detto, ve lo ripeto. Ma Da quando sono nato. Ma una struttura così grande, secondo lei, in questo contesto, non può essere, come dire, non può stuzzicare l'appetito di certa gente, no? Dico, la vorrei io avere questa struttura, la voglio prendere io, perché devo lavorare lui da solo, no? No, a questi livelli no, a questi livelli No. perché No. uno, Però diceva, ha costruito un'altra struttura. un'altra struttura negli anni 90, la discoteca Cleopatra. E quella che cosa ha rappresentato? Quella è stata la svolta veramente della mia vita, perché negli anni 90 è stata una discoteca che abbiamo avuto, ringraziamo a Dio, un successo a livello internazionale, non nazionale. Ma quello è stato, quello gli ha dato là per fare questo, ha pensato, poi dico, faccio il castello. Il 75% il castello viene da lì. Ah, ecco. Viene da lì, lì facevo serate anche con 10.000 persone. Soldi suoi per intenderci, sono soldi suoi per intenderci. Soldi miei dimostrati fino all'ultimo centesimo. Quindi Adesso, tranquillo. adesso come dico a tanti amici, mi hanno fatto giustamente la Radiografia. ma quella di ultima generazione, la risonanza magnetica, cosa hanno fatto? Quelle che si fanno, quelle che si fa quando uno va sulla luna. Adesso è. Senta, quando gli è capitata questa cosa, insomma, ha potuto rendersi conto degli amici che aveva intorno? Si è riscoperto di avere tanti amici o no? Sì, io su questa brutta vicenda devo dire una cosa. Gli amici mi sono stati amici, mi hanno sostenuto anche perché mi conoscono da quando sono nato. Io sono contrario a certe cose, quindi la gente dice ma è possibile? Uno quando conosce a 40 anni a uno. Quindi quando mi dica una cosa, cioè quando arriva a un certo punto dice lei può uscire. Che cosa si prova? Allora, chiaramente è una felicità enorme, però io ero fiducioso della legge, io l'ho detto subito all'avvocato, immediatamente, dico avvocato, quando i giudici vedranno le carte che io ho fatto le cose correttamente, io non ho mai frequentato... È stato bravo l'avvocato, secondo me. Sì, è stato bravissimo, ma alla base non avevo commesso niente. Lei che fa il penalista, può accadere, no? Se uno svolge un'attività imprenditoriale in un'area difficile, questa è un'area difficile, inutile nasconderlo. Indubbiamente è un'area difficile e sono fatti che possono capitare, proprio perché è labile il confine in questi contesti tra la libertà di iniziativa privata e rapporti di contiguità o comunque di soggiacenza a logiche criminali. Ovviamente poi la giustizia consente nell'ambito e nel perimetro tracciato dal codice di rito di dimostrare la propria innocenza e soprattutto proprio in virtù di questa labilità di confine sia le principali lezioni ermeneutiche della Suprema Corte di Cassazione sia i pronunciamenti di merito impongono che il giudice operi uno scrutinio particolarmente attento rispetto proprio alle singole posizioni. Perché poi il problema qual è? Un pentito dice delle cose e tu che devi fare? Devi difenderti. Certo, devi difenderti, ma soprattutto le cose che dice il pentito vanno vagliate sia da un punto di vista oggettivo che da un punto di vista soggettivo. Ripeto, nel contraddittorio delle parti poi è possibile dimostrare la infondatezza di quella tesi. Sarebbe auspicabile che un maggiore vaglio venga operato a monte prima dell'emissione di provvedimenti coercitivi che poi giocoforza determinano delle conseguenze disastrose sulla
persona destinataria di un eventuale. Il cliente ha subito forse ripercussioni, non solo di natura economica, ma di natura psicologica, no? Io facevo un discorso di carattere generale, chiaro, ovviamente però nel caso specifico ha subito delle evidenti ripercussioni, in primo luogo di carattere personale, fisico, comunque di una persona che ha sempre esercitato un'attività lavorativa nella massima trasparenza, che si è trovato coinvolto in questa storia. Senta, la giustizia ci ha consentito di fare chiarezza. Assolutamente. Sente, lei è stato sempre convinto della tesi paventata dal suo cliente? Sempre, non ha mai avuto il minimo dubbio? Devo dire non per circostanza, ma perché ero fortemente convinto di sì. Dopo aver letto tutte le carte? Sì, dopo aver letto le carte, conoscendo anche la persona, avendo esaminato le carte e avendo effettuato anche delle attività di investigazione difensiva sia di carattere documentale sia di carattere testimoniale, sinceramente mi sono convinto della sua assoluta estraneità ai fatti che gli venivano contestati. Concorso esterno all'associazione mafiosa non è un reato da poco, no? Credo che siano dei reati più gravi che ci sia, insieme ovviamente all'associazione mafiosa. Sì, un reato molto grave, evidentemente c'è stata un'erronea impostazione che poi, ripeto, nel contraddittorio delle parti è stata dipanata nei termini dell'assoluta estraneità di Flotta ai fatti che gli venivano contestati. Qual è stato l'elemento, diciamo, che le ha consentito poi di scardinare l'impianto accusatorio? Allora, sono due elementi: sotto il profilo patrimoniale la prova della tracciabilità dell'investimento, quindi che i soldi sono suoi, che i soldi sono suoi e sono frutto di investimenti, non di è un mutui, prestanome, insomma, queste cose qui. Esatto. Poi? E poi sotto il profilo invece della contiguità diciamo, è emerso proprio dalle evidenze processuali che la sua figura era più assimilabile a un imprenditore vittima piuttosto che a un imprenditore colluso con la mafia. Quindi ha puntato sull'essere vittima dell'imprenditore? Io ho puntato sulla fotografia dei fatti, e la fotografia dei fatti era di un imprenditore che non aveva nulla a che fare con la mafia. Certamente non era un imprenditore che elargiva somme nei confronti della mafia in cambio di banchetti. Punto. Era un imprenditore che ha svolto e svolge attività imprenditoriale nella dinamica commerciale, nella massima trasparenza e libertà. Quindi lei, come dire, ha accettato alcuni passaggi che la Procura aveva incardinato, spiegandoli quali potessero essere le dinamiche. Mi spiego meglio: se viene uno qui che appartiene alla criminalità organizzata e deve organizzare un matrimonio, a questo punto l'imprenditore cos'è? Diventa vittima? Allora, questa è l'impostazione accusatoria che diciamo, ci ha anche aiutato sotto questo profilo, perché in effetti l'ipotesi partiva da una serie di banchetti che erano stati individuati e che, secondo l'impostazione accusatoria, non avevano corrisposto le somme dovute o comunque non quanto spettante. Quindi già da questa evince che il Flotta da questi matrimoni, da questi banchetti che non gli venivano corrisposti, una sorta di sudditanza, ha subito un danno e non certamente un vantaggio. Questo diciamo è stata la nostra esposizione difensiva. Ripeto, poi le documentazioni, la notorietà anche di Flotta ha fatto il resto, nel senso che il fatto che lui sia uno degli imprenditori più conosciuti nel settore della ristorazione e dei banchetti per matrimoni esclude in radice che lui possa avere bisogno di ricorrere all'ausilio della criminalità per incentivare la propria attività. E quindi diciamo, poi queste tesi, ovviamente che sono le nostre tesi diciamo difensive, sono state avvalorate sia nella fase cautelare ed oggi con una sentenza di merito, quindi evidentemente ci avevamo visto diciamo, nella direzione giusta, fino ad ora ovviamente. Non avevo commesso niente, questa è la base. Poi l'avvocato chiaramente ha messo le carte della banca, del comune, tutto quanto, ha portato tutto. E quando poi è ritornato a Castello, qualche amico l'ha ricevuto, è venuto a dirle: io ho sofferto per la tua situazione, sono con te. Veramente quella sera che sono ritornato. È stata una festa? Sì, perché tanti amici sono venuti qua nella zona, mi conoscono tutti e vi ripeto, mi conoscono come uno per bene. E questo no? che significato ha secondo me? Il fatto che tutti
tutti gli amici sono venuti, che sono stati intorno. Ecco, questo che cosa Per gli me- restituisce per lei? Per me è stato importante che dico, la gente non ha creduto a queste accuse che mi hanno fatto, e la gente mi conosce ed è vicina a me. Senta, ma questa esperienza che cosa le ha insegnato? L'insegnamento è questo: uno bisogna stare corretti nella vita, cose che io facevo prima. Quando vede adesso questa struttura che lei ha costruito, no? E ripensa per un attimo che in qualche modo avrebbe potuto perdere tutto. Lì avrei perso la vita, e in questa struttura, il piccolo mattone, c'è il sangue mio e della mia famiglia. Come vi ripeto, tutta la zona sa, è una cosa bruttissima, e la mia vita è tutta quanto qua. Ma perché si è messo a fare una cosa così maestosa, così grande? Ma non bastava una sala ricevimenti, come ce ne sono tante, no? Perché? È un'idea di grandezza, cos'è? No, una mania di grandezza. No, perché io, ringraziamo a Dio, chiaramente sono cominciato a fare i matrimoni all'aperto. Ah sì, dove li faceva? Vicino alla spiaggia. Io sono stato, forse nella zona parlo, ho fatto dei catering e sono stato il primo qua nella zona. È un organizzatore? Sì, io sono cuoco. Ah, quindi cucinava e Sì, preparava sì. e faceva... No, non avevo niente, io non avevo nemmeno un bicchiere, sono cominciato veramente da sotto zero. Poi piano piano sono cominciato a fare i matrimoni all'aperto, come vi dicevo. Poi mi affittavo i ristoranti per 2 giorni, preparazione del matrimonio. Poi mi sono affittato un ristorante dal tribunale, la Ginestra. Poi ho costruito assieme a un socio le Ginestre. Lei utilizza molto, come dire, l'ambientazione da scena, no? Per rendere tutto fantastico, tutto straordinario, tutto coinvolgente. Esatto. E per chi piace questo tipo di struttura, vengono da molto lontano. Io ho fatto 2 matrimoni dell'America. Chi viene qui? Chi viene qui? Allora, un pochettino dalla Calabria e anche fuori regione. All'interno del castello è stile barocco. Chi piace questo stile è una cosa unica, e vengono da tutte le parti. Ma non è un po' forse caricato? Non lo trova un po', no? No, anche nei castelli veri sono molto ricchi, e io ho copiato da questi castelli veri e delle regge d'Europa. Ah, quindi ha girato, ha visto, Sì. Lei ha viaggiato molto. Allora, io come studi ce n'ho pochissimi, perché sono messo a lavorare all'età di 12 anni. Poi chiaramente, quando è venuta l'idea di fare il castello, siamo messi in giro e ho girato un pochettino tutte le regge, le regge più importanti d'Europa. Ma ha aiutato la famiglia a mettere insieme questo... Sì, la famiglia mi è stata vicino, chiaramente. È unico proprietario? Sì. Ho fatto tanti debiti che adesso, proprio con esattezza, i mutui che avevo fatto, ve lo giuro che vi sto dicendo la verità, i mutui che avevo fatto, il totale finale l'ho saputo adesso, che l'avvocato è andato a tutte le banche e si è fatto dare anche i centesimi dei mutui, perché grosso modo lo sapevo, ma proprio completamente l'ho saputo adesso che mi è successo questo Non qua. può dire quanti sono i mutui. I mutui sono quasi 6 milioni di euro di mutui. Tutti onorati? Sì, mi manca pochissimo, mi manca poco. E questa struttura è costata 6 milioni di euro? No, no. Poi ho avuto 1.600.000 dalla 488. Ah, ecco. Quindi Sì, qualcosa a tinta da... Sì. Poi, come vi dicevo, io ho lavorato tantissimo con la discoteca, E con quindi- le ginestre, l'altra parte l'avevo da parte. Lei dice sono soldi puliti, miei. Non al 100%, 1000 per 1000. Puliti e sudati con il sangue fino all'ultimo centesimo. E vi ripeto, nella zona mi conoscono tutti, Senta, anche le formiche. Senta, dopo quello che è accaduto, che cosa le lascia dentro? Chiaramente c'è una cosa negativa, perché purtroppo quella non si cancella. Però io dico così, nell'ingiustizia, non lo so se pure sbaglio a parlare, che è una cosa mia, nell'ingiustizia
ho avuto la giustizia che ha funzionato alla grande. E mi deve inchinare, io l'ho detto altre volte, mi deve inchinare alla giustizia. Ah sì, quindi non ce l'ha con nessuno per quello che le è successo? No. Non individua qualche responsabilità, qualcosa? Chiaramente la procura... Un pentito ha parlato, cioè, voglio dire, un pentito ha detto le cose, no? Dice, sì, noi andavamo lì, un amico nostro, insomma, no. E quindi lei dice, ma se non era vero? Sì, no. Allora la procura che mi ha fatto delle accuse, cose eccetera, e poi vi ripeto, ringraziamo a Dio, la giustizia dopo 15 giorni ha fatto subito giustizia alla grande. Non avrebbe resistito un giorno in più? Ero al limite perché, vi ripeto, quando uno non commette niente, quando uno fa qualcosa è giusto che paghi, ma quando uno non fa niente è una cosa molto brutta. Senta, lei ha come dire, una sorta di procacciatori d'affari, coloro i quali in qualche modo se sentono che c'è da fare un matrimonio vengono a dire guarda che c'è la possibilità di... No, non ce l'ha. No, perché diciamo che nel campo io sono da 45 anni. Quindi vengo direttamente da lei? Conosco un pochettino tutto. Ma lei non ha impiegati, non ha niente, fa tutto da sola? No, sì, cioè i cuoche, cioè i giardinieri. No, dico in amministrazione fa tutto lei. Sì. Anche perché è una cosa gestibile. Lei sta qui dalla mattina alla sera? Sì, ma quasi sempre qua sono. E che cos'è? Ogni volta che tocca per esempio questo corrimano, corrimano. Che cosa pensa? Cosa prova? Allora, chiaramente il castello lo conosco centimetro per centimetro. Anche da bendato riuscirebbe ad entrare? Sì. Allora, tante volte di notte, perché vengo anche di notte, delle volte dico, possibile che sono riuscito a fare questo io? Perché, come vi dicevo, io vengo da una famiglia non povera, di più. Poi Gesù Cristo mi ha messo su questo lavoro dei matrimoni, ho lavorato e dopo ho messo le mani, ringraziamo a Dio, come vi dicevo, anche con la discoteca ho avuto un bellissimo successo sempre a livello lavorativo. Senta, le voglio dire questo, ma se lei potesse tornare indietro, rifarebbe quello che ha fatto in questo territorio, con queste difficoltà ambientali che ci sono? Sinceramente ve lo dico. Sì, allora le difficoltà purtroppo l'ho avute sia con questa struttura sia con la discoteca, però grazie a questo territorio, al mio territorio, alla mia Calabria, che sono riuscito a fare, come vi dicevo, da sotto zero, io non avevo nemmeno le scarpe, sono riuscito a fare 2 strutture che sono conosciute a livello nazionale. È chiaro che lo rifarei perché sono con la coscienza a posto. E poi uno si mette un dubbio, c'è la giustizia e la giustizia ha fatto giustizia e vi devo dire... Consiglierebbe ad un giovane di fare impresa qui, in questo territorio? Come no? Come no? Chiaramente vi ripeto, non è che adesso a me mi sono successe queste disavventure, ma non è che a tutti quanti capitano... purtroppo bisogna andare avanti, questa è una realtà difficile, la Calabria in genere, perché c'è questa macchia nera, è inutile che è nascondere che abbiamo tutti quanti, devi navigare, che c'è questa macchia nera. Però adesso la giustizia, ringraziamo a Dio, ci sta dando una mano a tutti i livelli. Senta, se qualcuno venisse qui e le dicesse guardi questi sono i soldi, mi compro io questo castello, e lo venderebbe? Me l'hanno fatte altre queste domande, diretto, ve lo dico sinceramente, no. Io sono felicissimo di aver fatto questo e voglio morire qua dentro. Perché, vi ripeto, io ho conosciuto i bagni, io sono andato in una stanza, il bagno io l'ho conosciuto a 9 anni, adesso ho realizzato una cosa e chi se l'immaginava che io potevo realizzare una cosa del genere e io voglio morire qua.